Un buon inizio mi pare, perché c'è stato un dialogo positivo. Noi abbiamo chiesto alla Presidente Zaia di stabilire una priorità di interventi e lui ha assicurato che manderà un elenco di priorità. Dopodiché noi abbiamo confermato l'impegno come governo di provare ad arrivare a un accordo entro gennaio, quindi prima cioè che tutto si sciolga. È ottimista Pierpaolo Baretta sul futuro della trattativa tra governo e regione sull'autonomia del Veneto. Il nodo più difficile da sciogliere, quello delle risorse, è un problema più apparente che sostanziale, secondo il sottosegretario all'economia. Se i 9 decimi non possono essere direttamente oggetto di discussione, puntualizza, il merito fiscale è inevitabilmente parte del confronto. Il problema non sono i 9 decimi, anche perché se andiamo a vedere oggi siamo ben oltre gli 8. Il problema, semmai, se sono alcune discussioni specifiche su questo o quel punto anche fiscale si può fare, ma la questione di principio non può essere messa in discussione. Però io penso che se si comincia a discutere di ambiente, di sicurezza, di quello che insomma la Regione porrà tra le sue priorità, poi ci sono anche delle ricadute finanziarie ed economiche, quindi ci sono molte strade per arrivare a discutere anche di soldi. Che il clima sia positivo lo conferma lo stesso governatore Luca Zaia. Prima di tutto, ribadisce, forniremo un ordine dettagliato delle 23 materie, nessuna esclusa, che diventa la base del lavoro. Prima delle elezioni nazionali puntiamo alla firma di un documento dal quale i governi successivi non possono più tornare indietro. Il prossimo incontro è fissato per il 14 dicembre. Credo che quindi, se ci mettiamo diciamo d'impegno, e mi pare che c'è un'intenzione reciproca, si possa raggiungere questo obiettivo. Ci saranno anche ritmi serrati già dalla prossima settimana di incontri.